Gentili amici del Grande Futsal, buon pomeriggio da Gabriele Pappolla e benvenuti al Palapoli, dove seguiremo insieme la sfida tra Femminile Molfetta e Lazio, seconda giornata del campionato di Serie A femminile. Diamo subito uno sguardo alle formazioni partendo dalle ospiti che schierano Pantano, Colucci, Conticelli, Siclari, Barca, Pasqual, Gurrieri, Iochisalo, Umbro, Pepe, Coratella, Vanessa, l'allenatore mister Daniele Chilelli, gli arbitri il signor Matteo Ottaviani di Trieste, Antonio Nappo di Ercolano, al crono Ugo Ciccarelli. Risponde la Femminile Molfetta con Torma, Ginosa, Horvat, Matranga, Gurrieri, Giancastro, Cochito, Pati, Caballero, Caputo, Capitan Enrico, Nadia Bucalev, l'allenatore mister Diego Iessi. Seconda giornata, Lazio reduce dal 3-0 all'esordio in casa contro la neopromossa Mediterranea. La Femminile Molfetta ha perso invece all'esordio 4-0 il derby con il Bitonto. Campionato che osserverà poi 2 settimane di sosta per consentire gli impegni alle varie nazionali. Inizia il Tour de Force per la qualificazione ai mondiali dell'anno prossimo, i primi storici mondiali di futsal femminile che si terranno a novembre nelle Filippine. Sarà impegnata nelle qualificazioni anche l'Italia, alla quale ovviamente facciamo il più grande in bocca al lupo. Squadre che si caricano prima dell'inizio di questa partita. In cerchio la Lazio, solito urlo pre-partita invece per la Femminile Molfetta. Cerchiamo di capire anche quelli che sono i quintetti. Casa Lazio mancano Luzzi tra i pali e Frida Rangemir come pivot, entrambi non presenti in distinta. Allora Pepe tra i pali, Iochisalo, Siclari, Cecilia Barca e Vanessa, anzi no, è Pasqual. Dall'altra parte Torma, Capitan Enrico, Horvat, Cochito e Ilenia Caballero. Queste le scelte dei due tecnici. Prima di iniziare la gara ci sarà un minuto di silenzio per ricordare Franco Chimenti, presidente della Federgolf, scomparso in settimana. Si riempie il Palapoli, è tutto pronto per Femminile Molfetta Lazio. Il primo possesso sarà biancorosso con Caballero alla battuta. Horvat, Enrico e Cochito a completare il quartetto di movimento davanti a Lilla Torman, che ha impressionato all'esordio a Bitonto. Inizia adesso Femminile Molfetta Lazio. Enrico da Horvat, la va a prendere subito alta Iochisalo, che ruba palla e calcia sul fondo con deviazione. Chiede Iochisalo, accorda il calcio d'angolo Ottaviani. Subito corner per la Lazio. Impressione feroce con Iochisalo. Occhio ai vari movimenti. Pasquale prova a girare, fermata da Cochito, la palla resta in gioco. Pasquale ancora, Caballero, secondo corner consecutivo per la Lazio. Adesso è mister Chilelli a dettare lo schema dalla panchina. Occhio al destro di Iochisalo, cercato. Iochisalo controlla, va da Pasquale che gira verso la porta. Torma aspetta lì quel pallone, poi pensa al lancio lungo e fa partire Enrico. Enrico cerca il secondo palo, Iochisalo attenta, chiude la diagonale. Rimessa laterale Molfetta, che per la prima volta in questa gara inizia a superare il centrocampo e a farsi vedere dalle parti di Marianna Pepe. Enrico va da sola, si trascina il pallone fuori. Rimessa laterale a favore della Lazio. Detta la pressione mister Iessi. Siclar in banda,
Iachissalo, lancio intercettato da Caballero 2 volte, rimessa laterale per la Lazio, che parte con Pasquale pivot. Dicevamo dell'assenza di Frida Rangevir, pivot svedese classe 96, in gol all'esordio, oggi però non presente al Palapoli. Pasquale fermata da Caballero ed Enrico, prova a partire Coquito che trova un varco per Enrico. Enrico resiste per un attimo, poi esce Pepe. Siclari, Barca, classe 99, reduce da 2 stagioni sfortunate con 2 brutti infortuni, finalmente è tornata in campo e questa non può che essere una bella notizia per tutto il movimento italiano. Torma al lancio lungo, cerca la corsa di Enrico che addomestica questo pallone, arriva al raddoppio, poi tocca per ultimo una giocatrice della Lazio, la rimessa del Molfetta. Pronta Enrico. Cerca la palla imbucata, nessuna però, taglia verso il centro, palla persa dal Molfetta e allora Pasquale contro Torma, la grande uscita di Lilla Torma. Coquito in rimessa laterale, deve un po' togliersi d'impaccio il Molfetta in fase di impostazione. Siclari, pronta la battuta. Occhio al movimento senza palla di Iachissalo, premiato al volo davanti a sé Enrico, rimessa laterale dall'altro lato. Siclari alza questa palla, Pasquale al volo alle stelle. Torma mette la palla tra i piedi di Coquito, arriva subito la palla in banda opposta ad Enrico, un po' di difficoltà per il Molfetta. Horvat allora si mette in proprio e parte, la velocità dell'ungherese. Horvat va da sola, poi ancora con Siclari, lotta Horvat, la palla resta lì, non c'è nessun fischio. Coquito, palla fuori con deviazione, non secondo l'arbitro, rinvio dal fondo. La fuga personale di Horvat, poi il contrasto con Siclari, la palla è rimasta pericolosamente in gioco, per poco non ne approfitta il Molfetta, qui vincente la pressione di Caballero che porta a casa il possesso. Una delle armi del Molfetta può essere proprio la rapidità quando ha campo davanti a sé. Horvat cambia banda, bene da Coquito che può puntare Siclari, arriva il raddoppio di Iachissalo, Siclari ruba un gran pallone e riparte, sola contro tutte alla scivolata di Coquito, calcio di punizione, rischia anche il giallo la giocatrice boliviana. Sembrava esserci il cartellino giallo, non secondo il signor Ottaviani. Allora calcio di punizione, primo fallo del Molfetta e dentro Vanessa che sistema con cura il pallone, poi lascia la battuta a Corinne Pasquale. Pasquale, ancora il giro per Vanessa che cerca Pasquale con la suola. Torma attende sul secondo palo questo pallone e lo blocca. Caballero, centralmente Coquito, si torna invece da Marfil Enrico, il capitano biancorosso. Caballero, Coquito, cambia banda da Horvat, gran controllo dell'ungherese, occhio a Horvat, la palla è sul mancino, Horvat perde forse l'attimo per calciare, poi Pepe con i piedi da Vanessa. Siclari, Iachissalo, Siclari a memoria in avanti, di testa Enrico, direttamente rimessa laterale. 3 minuti trascorsi, 0-0. Un buon intervento di Torma in avvio, brava Caballero in banda a chiudere su Iachissalo. Ginosa e Matranga a scaldarsi in casa Molfetta. Siclari intanto alza questo pallone per Barca che controlla. Horvat prima di tutte, Enrico si impegna, non la mantiene in campo, rimessa per la Lazio, alza la mano destra Horvat a chiedere scusa alla compagna, pronta Ginosa. Siclari alla battuta,
Occhio al movimento di Ochisalo. Chiude il triangolo con Siclari. Enrico ci mette il piede, rinvio dal fondo per Lilla Torma. Sia Torma che Horvat convocate dalla nazionale ungherese per impegni di qualificazione al mondiale. Inserite in un girone diverso rispetto all'Italia. Torma allo scadere dei 4 secondi, alleggerisce in avanti. E allora Pepe da Siclari alza la pressione il Molfetta con Horvat in prima linea. Pasqual si allaccia con Enrico, la palla è del capitano del Molfetta, bene da Coquito, poi cade a terra Enrico, il fallo di Pasqual e anche lei non viene ammonita come Coquito. L'arbitro lo fa chiaramente intuire, non è stato fallo quello di Coquito e non è fallo quello di Pasqual, non è giallo quello di Pasqual. E punizione per il Molfetta. Fallo intelligente qui di Pasquale perché il Molfetta stava per partire in 3 contro 1. Horvat. Coquito lascia per Enrico. Coquito. Caballero a memoria. Siclari di testa, poi Pasquale torna indietro da Vanessa che prova ad accendersi. Direttamente in panchina il suo passaggio, rimessa Molfetta. Fuori Caballero, dentro Ginosa, no, non ancora. Horvat cambia banda da Caballero. Finta contro finta, palla persa. Enrico. Coquito detta una linea di passaggio. Si torna invece dalla spagnola che perde palla. Allora Vanessa da Siclari che calcia Torma sul suo palo. Fa buona guardia e si carica fuori Horvat dentro Ginosa. Secondo grande intervento del pomeriggio di Lilla Torma. Siclari scucchiaia. Vanessa al volo. In spaccata Torma. Calcia all'angolo, anzi rimessa laterale. Siclari, Pasqual alto sopra la traversa il suo destro. Pronta Torma a rimettere in gioco il pallone. Palla per Ginosa. Enrico va da solo Enrico, fermata da Siclari con un fallo, calcio di punizione. Ginosa, Coquito alza la testa, cambia banda, bene la lettura di Barca che riparte da sola. Barca, la scivolata vincente di Ginosa, tocca per ultimo Barca, rinvio dal fondo Molfetta. Anche Matranga si alza dalla panchina biancorossa. Torma da Ginosa. Non passa, Barca in avanti, Siclari, rimessa Molfetta. Tanti errori in questo avvio, ritmo non elevatissimo. Ginosa, Enrico, Coquito, palla è sul mancino, rischia un po', la perde. Allora Vanessa col destro, murata da Coquito, si resta lì. Ecco Matranga. Siclari, Barca col destro, Enrico intercetta, Matranga in avanti. Pronta anche Colucci in casa Lazio, fare il suo debutto in questo pomeriggio. Siclari, Vanessa in avanti, Matranga prima di tutte, poi il rimpallo ancora Matranga, riparte in 2 contro 1 il Molfetta. Matranga cambia banda, capisce tutto Vanessa, era sola Coquito dall'altro lato. Ginosa, Enrico, Ginosa alza la testa, torna indietro da Enrico, bene da Matranga, in avanti, chiude la diagonale, Barca si resta lì.
Enrico, Ginosa lavora questo pallone, Ginosa ancora, Enrico, batti ribatti, rimessa Lazio. 14 minuti e 36 secondi al termine del primo tempo, 0-0 al Palapoli, fuori barca, dentro Iochisalo, in realtà anche Colucci intanto. Iochisalo, in avanti, Colucci, spalla alla porta da pivot, lavora bene questo pallone, lo sbaglia il passaggio perché la serve a Coquito, 2 contro 2, Coquito da centrocampo, calcio d'angolo perché Pepe non è perfetta nella deviazione, se la lascia sfuggire, corner Molfetta, la rapidità in ripartenza della giocatrice boliviana. Ginosa, fuori Coquito, non benissimo, Vanessa pensa per un attimo al contropiede, lascia partire il pallone, Ginosa tra le braccia poi di Torma, Coquito in avanti, Matranga non può arrivarci, rinvio dall'altro lato, Pepe da Vanessa, Siclarina avanti, Colucci si allaccia con Enrico, corpo a corpo, la tiene l'ex Visfondi, l'ultimo tocco è di Enrico, il calcio d'angolo è per la Lazio. Siclari alla battuta, Vanessa col mancino alto sopra la traversa. Torma in avanti, Matranga e Vanessa, palla protetta dalla 77 della Lazio, rinvio dal fondo. Pronta Pepe, lascia lì questo pallone. Iochisalo con spazio, occhio a Siclari in banda opposta, cerca un tentativo a mettere tra un tiro e un passaggio, ci mette la testa Matranga, calcio d'angolo. E occhio perché la Lazio ha tante soluzioni diverse da palla inattiva per poter far male. Siclari, scucchiaia, Vanessa al volo, fermata da Matranga. Siclari, Vanessa, Siclari chiude il triangolo, Ginosa le sbarra la strada, sarà rimessa. Continuano intanto i movimenti sulle due panchine, Torma, Enrico, palla un po' pigra, Siclari prima di Matranga, Siclari, la scivolata di Matranga, poi Enrico riemerge, Coquito anticipata da Vanessa in modo pulito. Vanessa sotto la suola il pallone, grande palla per Iochisalo che calcia sul secondo palo e alla fine in qualche modo Torma mette fine alla confusione lanciando avanti Coquito, troppo lungo il pallone per la boliviana, rinvio dal fondo, fuori Coquito, dentro Pati, fuori Siclari, dentro Pascual, Vanessa, Iochisalo sbaglia le misure di questo passaggio, è laterale, non rinvio dal fondo e allora può alzare la pressione la Lazio. Enrico poi in difficoltà il Molfetta, alla fine regala palla alla Lazio, Iochisalo non ha un controllo felice, si salva in qualche modo il Molfetta, Matranga allora va in avanti da Ginosa che lavora questo pallone in mezzo a due, passa in qualche modo, poi finisce il parquet a sua disposizione, rimessa laterale per la Lazio, sono andati via 7 minuti e 30 secondi, è sempre 0-0, un paio di buone parate di Torma. Pati chiude su Vanessa e guadagna rimessa laterale. Enrico si appoggia a Torma, con i piedi Torma cerca la verticale per Pati, rinvio dal fondo.
Marianna Pepe, l'ex portiere della Lamezia, rimette in gioco la sfera. Vanessa Pasqual in avanti, cercata Colucci, protegge Enrico l'uscita di Lilla Torma, che poi va subito da Matranga, è pronta anche Caputo in casa Molfetta. Palla un po' pigra qui. E allora Enrico, Pati, guadagna rimessa. Enrico. Finta e va da Pati. In avanti Ginosa, guadagna rimessa il Molfetta e guadagna soprattutto qualche metro sul parquet. Fuori Matranga, dentro Caputo. È pronta a tornare dentro anche Victoria Horvat per il Molfetta. Enrico. Pati. Si gira, Pati. Riesce a tenere nella sfida fra numeri 7 e si trascina il pallone fuori, rimessa laterale per la Lazio. Bisogna che qualcuno che passi la palla a Pasqual per riprendere il gioco. Ci pensa Iochisalo. Vanessa lancia lontano. Bella palla per Iochisalo, la corsa della finlandese, la chiusura di Ginosa che porta a casa anche il rinvio dal fondo. Poi però Iochisalo accusa un problema. Tutto ok per Emilia Iochisalo, anche lei ex Lamezia. Pati in avanti, Caputo però era andata in banda opposta, allora perde palla il Molfetta. E Iochisalo, 11:23 alla fine del primo tempo, c'è buco per Vanessa che se lo prende, calcia, Torma in qualche modo, poi Caputo in rimessa laterale. Qui mancata comunicazione difensiva tra le biancorosse, poteva costar caro, attenta sul suo palo lì la Torma. Iochisalo. Fuori Vanessa, alto sopra la traversa. Torma da Pati in mezzo a due, non passa ma guadagna rimessa. Enrico. Ginosa pressata da Colucci. Torma in avanti per non rischiare nulla dalle parti di Pepe. All'invio lungo Colucci prova a tenerla contro Enrico, si gira Colucci, tocca per ultimo Enrico, rimessa laterale a favore della Lazio. Torna dentro Cecilia Barca. Occhio a questa rimessa laterale. Pronti due cambi anche per il Molfetta. Vanessa lascia scorrere Iochisalo sul suo palo. Torma che poi prova ad armare la ripartenza di Ginosa, si scontra con Iochisalo, non c'è fallo e allora dall'altra parte Barca. Vanessa in avanti, Pasqual, fermata da Enrico che riparte, 2 contro 1 del Molfetta. Pati, salta secco Vanessa, Pati prova l'imbucata, Pasqual capisce tutto, rimessa laterale. Fuori Ginosa, dentro Gurrieri. Seconda presenza in Serie A per la giocatrice siciliana. Arrivata dal Virtus Ragusa. Enrico controlla, prova a calciare, Vanessa sul suo piede in rimessa laterale. Pati. Enrico ci riprova, palla fuori. Pepe da Siclari, poi Barca in avanti, Enrico chiama l'uscita di Torma. Pati, Enrico, occhio alla pressione della Lazio e allora Enrico vuole evitare guai e la mette in rimessa laterale.
Pronta Barca. Lascia la battuta a Siclari. Imbuca, tripla deviazione. Enrico ci mette il piede, poi Caputo sola contro tutte con l'esterno in avanti. Rimessa laterale. Siclari. Vanessa. In avanti da Siclari. Palla persa dalla Lazio. Rientra dentro Horvat, fuori Pati, buon impatto sul match per la numero 7. Pronto a breve a tornare dentro anche Coquito. Boliviana inserita nella lista delle 10 giocatrici giovani più forti del mondo. Ha la prima esperienza in Italia, dopo aver giocato nel suo paese, nell'Always Ready, una delle squadre più forti del continente sudamericano. Vanessa in avanti, bella diagonale, bella traccia per Pasquale che gira all'indietro per Barca. Si risistema in difesa il Molfetta, allora si cambia banda dalle parti di Valentina Siclari, in avanti non c'è nessuno, Torma fa sua questa palla. Caputo, Enrico, Gurrieri, centrale d'Enrico, bene il Molfetta, Horvat, vediamo se si accende l'ungherese, converge verso il centro, torna indietro da Gurrieri, rischia un po', ancora Horvat, cambia lato dalle parti di Caputo. Buona manovra del Molfetta, Caputo va da sola, Caputo imbuca per Enrico, spalla alla porta, Enrico ancora, la palla resta sotto i suoi piedi, non c'è fallo né da una parte né dall'altra, si gioca Vanessa. Errore di Barca, rimessa Molfetta, 8,51 per questo primo tempo, torna dentro proprio Coquito. Enrico. Gurrieri, perde palla il Molfetta, allora Vanessa sul mancino, calcia deviato, Torma si distende e para. Poi lancia lontano da Coquito, controllo elegante di Coquito, in mezzo a due, passa Coquito, resiste, cade a terra, calcio di punizione. Terzo fallo commesso dalla Lazio in questo primo tempo. Il Molfetta intanto confabula sul futuro di questo calcio piazzato. Enrico che si preoccupa di spiegare le posizioni alle sue compagne. Punizione Molfetta. Enrico e Horvat sul punto di battuta. Enrico passa il pallone a Vanessa, è sola Vanessa, oh, lì la Torma le dice di no, follia del Molfetta sugli sviluppi di questo calcio di punizione a favore. Misunderstanding che poteva costare carissimo, Torma attenta a dire di no. Siclari. Scucchiaia, ancora Vanessa con la finta, la palla resta pericolosamente in gioco. L'ultimo tocco è biancorosso, il rinvio e la rimessa, scusate, della Lazio. 8,19 da giocare per chiudere questo primo tempo. L'occasione più ghiotta l'ha avuta Vanessa, brava Torma a dirle di no in 1 contro 1. Vanessa ci riprova col mancino, c'è stata una deviazione o di Enrico o di Torma, sarà calcio d'angolo. Aumenta di pericolosità il motore della Lazio adesso. Pronta Siclari. Fuori. Ancora Vanessa, gran palla per Pasquale. Enrico in estirada, salva il Molfetta. Vanessa, Siclari, fermata. Gurrieri si impegna per tenere in campo questo pallone, non ci riesce. Vanessa in avanti, Pasquale protegge contro Enrico, dietro ancora da Vanessa. Siclari, Vanessa, cambia banda, Barca. Vanessa cerchio del centrocampo, larga da Siclari, Pasquale sempre a fare il pivot. Vanessa si appoggia da Pasquale, prova a chiudere il triangolo, arriva ancora Enrico col gambone, rimessa laterale per la Lazio.
Vanessa in avanti, gran palla, Siclari, fermata da Enrico, poi Guerrieri evita la rimessa laterale e guadagna a sua volta il possesso. Poi Barca protesta e rischia il cartellino giallo. Nel frattempo c'è un time out. Sette minuti 31 secondi al termine di questo primo tempo, 0-0 il parziale del Palapoli. Le occasioni migliori finora le ha avute la Lazio. Molfetta che cerca di difendersi con ordine e poi di pungere in ripartenza. Horvat alla battuta di questa rimessa dalle parti di Enrico. Ancora Horvat, cambia dove c'è Torma, sfrutta il portiere del Molfetta. Il lancio di Torma per Enrico che prova a coordinarsi, non ci riesce. Barca, Iochisalo, Barca in avanti, cercata Pasqual con la suola, ancora Enrico da terra, chiude e poi parte Caballero che cerca la corsa di Coquito, un po' troppo lungo il suo passaggio, rimessa per la Lazio. Pronta Iochisalo. Barca in avanti, chiude Enrico, rimessa laterale per la Lazio. Iochisalo cambia banda da Siclari che cerca la palla per Barca, grande schema della Lazio, palla sul fondo. Torma, Horvat, pressata, cerca e trova Coquito, protegge il pallone, poi Caballero, Siclari lotta su questo pallone e lo fa suo con caparbietà. Barca ancora da Siclari, in avanti da Pasqual, bene per Iochisalo, occhio perché in zona tiro, Iochisalo, Horvat le sbarra la strada, poi Caballero prova anche a ripartire ma viene fermata sul nascere da Barca. Siclari, Iochisalo, si risistema la Lazio con la solita palla centrale per Pasqual, lotta con Enrico in avanti dove c'è però solo il portiere del Molfetta. Caballero, duello tutto spagnolo con Pasqual, larga da Coquito, nello spazio Caballero, la cerca Coquito, un po' troppo lungo questo lancio, non ci può arrivare l'ex giocatrice della VIP. Dentro Colucci, dentro allora un pivot di ruolo. Pasqual sta giocando da pivot ma può giocare praticamente dappertutto nel campo, giocatrice davvero universale. Occhio a Iochisalo, Torma prima di tutte e poi subito da Coquito, fermata da Siclari in rimessa laterale. Pronta Horvat alla battuta dalle parti di Enrico. Caballero, Horvat non controlla, pronta Siclari, Iochisalo in avanti, Siclari ancora in rimessa laterale, Coquito trovando la deviazione dell'avversaria, rimessa Molfetta.
Pronta Horvat alla battuta di questa rimessa, si appoggia da Torma. Quindi Coquito in avanti, trova una deviazione, possesso biancorosso. Enrico Torma sale palla al piede l'ungherese. Impreciso il passaggio per Horvat però. Vanessa, tornata sul parquet. Siclari in avanti da Colucci, che controlla con il petto, prova a lavorare questo pallone, si allarga e serve poi Coquito. Riparte Coquito, 2 contro 2. Coquito col mancino, la spaccata di Pepe. La prima vera grande palla gol del Molfetta con la ripartenza di Coquito a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Pronta Coquito. Enrico, ancora da Torma. Enrico, superiorità del Molfetta, prova a sfruttarla. Caballero, controllo non felice, guadagna solo rimessa laterale, poteva sfruttarla meglio il Molfetta questa situazione. Caballero da Horvat, quindi Enrico controlla, avanti a sé Vanessa, larga da Coquito con la suola da Enrico. Ancora il capitano del Molfetta, sola contro 2, la tiene in campo. Deve provare a girarla verso il centro. Alla fine guadagna rimessa, il massimo da quella situazione. Coquito, Enrico chiede di utilizzare anche Torma in fase di costruzione. Può essere una variante importante. Coquito dove non c'è nessuno. Vanessa, Siclari, Iochisalo, Siclari in avanti da Colucci, occhio al movimento di Iochisalo. Enrico Sola praticamente ne deve marcare 2, riesce a rallentare Colucci, a battere la rimessa laterale. Primo tempo gigantesco di Marfil Enrico, che tra le altre cose non ha riposato neanche un secondo finora. Siclari, Vanessa anticipata da Caballero, la palla resta buona per la Lazio con Caballero che intercetta un altro passaggio. Davanti alla panchina del Molfetta, la rimessa laterale della Lazio. Ultimi 4 di questo primo tempo. Sempre 0-0. Siclari lascia lì. Iochisalo in avanti. Troppo in avanti, palla fuori. Pronta Torma a lanciare questo pallone per Horvat. Chiuso da Siclari. Horvat in avanti da Torma. Avanza il portiere del Molfetta che poi deve alleggerire. Allora cerca il destro a beffare Pepe. Palla fuori. E Pepe va in avanti da Iochisalo. Prova ad accendersi Iochisalo, Horvat lotta e ruba un gran pallone. Vediamo se si accende in ripartenza vittoria Horvat. Horvat col doppio passo, Siclari l'aspetta lì e riparte in 2 contro 1. Siclari, Coquito, salva il Molfetta, calcio d'angolo, poi si carica la giocatrice boliviana per questa grande copertura difensiva. 2 ripartenze sfruttate male da entrambe le squadre in questo frangente. Iochisalo con spazio! Torma si supera e le dice di no. Qui era totalmente immobile la difesa del Molfetta. Palla fuori, Vanessa esce dal blocco e calcia! Traversa interna, sfortunatissima la Lazio qui, che aveva trovato col mancino di Vanessa il varco giusto. Horvat, Coquito, cerca la palla per Caballero. La tiene in campo Caballero, posizione defilata, la fa passare per Enrico. L'uscita vincente di Pepe, una magia qui di Caballero, è partita Siclari. Horvat barra ancora la strada, poi Caballero centralmente. Caballero calcia deviata con poca potenza questo suo tentativo, poca convinzione. Adesso squadre un po' più lunghe.
ci sono tanti spazi da poter percorrere, quindi anche un po' di stanchezza in più. Yokisa, l'occhio al Pasquale che arriva, Torma con il terzo occhio anticipa questa palla. Horvat, Enrico, adesso il Molfetta mi sembra molto stanco. Arriva il cambio per Horvat dentro Ginosa, 2:37 per chiudere questo primo tempo. Vanessa, Jokisalo, Vanessa, Siclari, ancora per Jokisalo, sul fondo. E ancora una volta questo schema da rimessa laterale fa male al Molfetta. Una facilità di calcio Siclari di questa palla sul secondo palo impressionante. Torma al rinvio per Caballero, raddoppiata, deve alleggerire rimessa laterale. Adesso la Lazio prova ad aumentare un po' il ritmo, ha capito probabilmente che in questa fase può essere pericolosa. Ginosa, ancora un errore del Molfetta in fase di possesso palla, dentro Conticelli. Classe 2005, giocatrice di cui si parla un gran bene. Conticelli, Pasquale, Siclari, Vanessa in banda contro Caballero che le chiude ogni varco e guadagna la rimessa laterale. Enrico, Pasquale, ancora Caballero, cerca la corsa di Enrico che si impegna ma non può tenerla in campo. Barca, Conticelli, alza la testa davanti a sé Ginosa e allora Pasquale, torna indietro, Vanessa, in avanti Enrico prima di tutte, poi palla che esce. Barca, Conticelli, bella per Pasquale che va a memoria dove però non c'è nessuna delle sue compagne di squadra. Rimessa laterale Molfetta. 90 secondi al termine di questo bel primo tempo. Enrico, Caballero rischia tanto sulla pressione di Conticelli, aveva scoperto il pallone, Conticelli lo tocca in rimessa laterale. Torma, ha spazio per rinviare, cerca Cochito che si impegna ma non riesce a tenerla in campo. Vanessa in avanti, cerca Pasquale, Torma la chiama e poi lancia subito Ginosa. 2 contro 2 del Molfetta. Ginosa punta, calcia male, troppa fretta qui. Minuto di riposo per Cochito dentro Matranga. Vanessa contro Matranga, parte Vanessa, Matranga spende il fallo, prende il giallo. Giusto, il cartellino giallo per la giocatrice con la maglia numero 8 del Molfetta. Anche lei reduce dall'esperienza al Ragusa in Serie B. Barca, Vanessa, Conticelli, Vanessa in avanti, Pasquale lavora questo pallone, prova a imbucare, fermata, poi Matranga, la palla resta pericolosamente lì, Vanessa arma il mancino sul fondo. Torma, Caballero in avanti dove non c'è nessuno e allora possesso Lazio che ha 35 secondi per provare a sbloccare il punteggio. Pasquale ancora in mezzo a 2, ancora Caballero che ruba palla, poi Ginosa va da sola, Ginosa, arriva Enrico, Enrico il destro murato da Vanessa, Matranga con la suola, ancora Ginosa, larga da Caballero, Caballero calcia in 2 tempi Pepe. Ultimi 12 secondi sono abbastanza per risalire il campo, ci prova la Lazio, Conticelli, 7 secondi, Vanessa
Occhio al movimento di Barca, si va invece da Pasquale, 3 secondi, deve provare a girare verso la porta, torna indietro la Lazio, finisce il primo tempo al Palapoli, 0-0 pro femminile Molfetta e Lazio, a risentirci per il secondo tempo di questa sfida.
Tornano in campo femminile Molfetta e Lazio per il secondo tempo di questa sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie A femminile. Si riparte da 0-0, una traversa di Vanessa, 3 grandi intraventi di Torma, un paio di ripartenze pericolose invece in casa Molfetta con Cochito, con Horvat. Partita finora molto equilibrata. Possesso Lazio, Pasquale Vanessa, è ricominciata femminile Molfetta Lazio. Barca, Siclari, Vanessa al lancio per Pasquale, l'anticipo ancora di Enrico che poi prova a partire, viene bloccata da Barca in maniera regolare, la rimessa laterale è per la Lazio. Vanessa, Siclari, Vanessa in avanti, Horvat intercetta, rimessa laterale. Siclari, Vanessa in avanti da Siclari, lotta con Cochito che alza il pallone in calcio d'angolo. Siclari, dietro da Pasquale, si appoggia da Pepe. In avanti Ginosa, non tocca, rinvio dal fondo Torma. Torma al lancio lungo, cerca Cochito, anticipata da Barca. E allora Vanessa mette giù il pallone, Pasquale si accentra, cambia banda, Vanessa in buca, fermata da Ginosa, si resta lì, allora Siclari col destro, Torma smanaccia e poi blocca. Ginosa rischia contro Vanessa in 1 contro 1, resiste col possesso, Horvat cerca Cochito che insegue il pallone, lo tira in campo, ancora da Lungherese, di prima da Enrico, centralmente Ginosa, Enrico ci pensa, torna indietro da Horvat, prova a fare un po' di possesso il Molfetta. Horvat passa su Vanessa, Horvat, ancora Horvat serpentina, poi larga da Ginosa, resta ancora lì, Horvat si appoggia da Cochito. Enrico, Ginosa protegge, torna indietro dalla boliviana. Larga da Horvat, ancora l'1 contro 1. Horvat prova a passare, ci riesce. Horvat tiene in campo il pallone, la imbuca. Siclari prima di tutte, poi Barca in avanti dalle parti di Torma. Adesso spinge un po' il Molfetta. Torma avanza, palla al piede. Torma, Cochito, Ginosa, Cochito. Pressata da Pasquale e ultima e non deve rischiare. Cochito si mette in proprio, si trascina il pallone sul fondo scivolando sulla sfera. Rimessa laterale a favore della Lazio. Conticelli, Vanessa in avanti, Pasquale, occhio a Conticelli che si butta nello spazio. Enrico ancora in vantaggio, guadagna il fallo e il cartellino giallo per Corinne Pasquale, anche questo inevitabile. Seconda ammonita dell'incontro dopo Matranga, Pasquale. Primo fallo della Lazio in questa ripresa dopo 2 minuti e 17 secondi. Cochito. Torma. Alza la testa. Sente il lancio. Si appoggia da Horvat che lancia colpendo in pieno Ginosa. In qualche modo da Cochito. Enrico, Cochito alza questo pallone difficile, Ginosa in qualche modo lo addomestica, poi protegge e riesce a tenere il controllo della sfera. Horvat, Torma, pressata da Vanessa, rimessa laterale Molfetta. Questa ripresa il Molfetta cerca di tenere più il pallino del gioco, evitando lanci lunghi, cercando di giocare, prendendosi anche dei rischi. Questa è la mossa di Mister Iessi nell'intervallo.
Caballero. Centrale, Enrico protegge contro Conticelli, bene Conticelli, allora Pasquale resiste, calcia sul primo palo, palla fuori però. Torma al rinvio. Horvat. Prestata, rischia tantissimo l'ungherese, si trascina il pallone fuori, rimessa laterale per la Lazio. Vanessa. Siclari, Vanessa. Siclari ancora. Pasquale al centro, Conticelli, poi Cochito col piede destro dalle parti di Pepe. Lancia Pepe, Horvat intercetta. Ancora l'ungherese in possesso, detta la linea del passaggio a Caballero, si pestano un po' i piedi, alla fine il Molfetta riesce a tenere il pallone. Cochito, Enrico, Caballero, palla centrale imprecisa, occhio alla Lazio che ha spazio con Conticelli, doppia scivolata, nessuno prende il pallone, nessuno prende Conticelli, rischia tanto il Molfetta, poi contrasto Vanessa Cochito, arriva il cartellino giallo per Vanessa. Qui Conticelli è stata sfortunata perché era davvero improbabile che nessuna delle due in scivolata riuscisse a toccarla. Così è stato. Arriva un cartellino anche per la panchina della Lazio. Secondo fallo della formazione capitolina in questa ripresa, giallo per Vanessa, punizione Molfetta, 16-10, ancora da giocare. Horvat, Torma, alza la testa, cerca un lancio impreciso. Iochisalo, Siclari, Vanessa in avanti, Enrico e Pasquale a lottare, alla meglio Enrico, poi Siclari e Cochito, tocca Cochito, rimessa Lazio. Siclari, Vanessa, in avanti, Enrico prima di tutte, parte Enrico, 3 contro 2 del Molfetta, Enrico, il destro murato, arriva Horvat, la palla resta lì per Cochito, che porta avanti il Molfetta, dopo 4 minuti e 22 secondi, si presenta così al pubblico del Palapoli, Cochito, 1-0. La caparbietà di Enrico nell'anticipare quel pallone, nel crederci, e poi sulla ribattuta è arrivata Cochito, 1-0 Molfetta. E inizia a farsi diversi amici al Palapoli Cochito. Iochisalo, adesso la reazione della Lazio, affidata a Siclari, in avanti da Iochisalo, protegge contro Horvat, non passa sull'ungherese che riparte, è veloce Horvat, la insegue Iochisalo, bravissima la giocatrice finlandese. Pasquale, sola contro Enrico, calcia con la punta del destro, palla sul fondo. Caballero, Enrico, si trascina il pallone fuori, rimessa Lazio, giusta chiamata del signor Matteo Taviani di Trieste. Sta dirigendo insieme ad Antonio Nappo di Ercolano e a Ugo Ciccarelli questa partita. Siclari, scucchiaia, Pasquale al volo! Tocca Enrico, calcio d'angolo, brivido per il Molfetta. Si erano persi la marcatura di Pasquale, le biancorosse. Fuori una stremata Horvat che ha dato tutto sull'ultimo scatto dentro Ginosa. Siclari, Iochisalo, passa per Vanessa, contro Enrico, arriva il raddoppio di Cochito. Iochisalo con spazio, colpisce Ginosa,
Duello aereo, fortunata Coquito nel rimpallo, Ginosa prova a tenere il possesso, Caballera con l'esterno dove c'è Vanessa, palla in avanti per Siclari che allunga, Torma evita qualsiasi discussione sull'eventuale calcio d'angolo e lancia in avanti, Ginosa va a lottare con Vanessa che è rimessa laterale per la Lazio. Entropati, Iochisalo, Barca, Siclari, in avanti, Pasqual, chiude da Pati, rimessa laterale. Siclari, Barca, Siclari, Iochisalo col mancino in tribuna però. Pati, Torma, c'è Ginosa che detta il passaggio, si va invece da Caballero, inseguita da Iochisalo, Pati con l'esterno, Simona Ginosa non mantiene il pallone in campo, rimessa laterale. Iochisalo, fermata da Ginosa che lotta con Iochisalo che tocca per ultimo. Torma, Caballero, prende il centro del campo, trova lo scarico in Pati che sbaglia il passaggio di ritorno, rimessa laterale Lazio. Barca, lancia lontano, Pasqual contro movimento, Torma prima di tutti, Caballero con spazio davanti a sé, prova a lanciare Ginosa che però era ferma, poi Siclari svirgola il mancino, rimessa laterale per il Molfetta. Enrico, Pati, punta Iochisalo, torna indietro da Enrico, quindi Caballero, Torma chiama a gran voce la palla e la ottiene, lancia lontano, cerca Pati che non può però tenerla in campo, pollice verso l'alto ma rimessa Lazio, rientra Vanessa, fuori Siclari, ultimi 13 minuti di gara al Palapoli, la sbloccata Coquito, Barca, palla letta bene da Caballero, poi raddoppiata, Caballero va un po' in difficoltà, Molfetta concede rimessa laterale, poteva essere anche peggio qui per la formazione di Mister Iessi. Barca, Iochisalo, salta secca Caballero, calcia! Enrico prende anche questa. Pronta Barca, occhio al movimento di Pasqual, con spazio! Ancora ferma la difesa del Molfetta su questa rimessa laterale. Sono davvero tante le soluzioni pericolose della Lazio da rimessa laterale, da calcio d'angolo, da palla inattiva. Caballero in avanti dove non c'è nessuno, adesso Molfetta ha un po' abbassato il baricentro e fa fatica a uscire dalla pressione della Lazio. Barca, scarica su Vanessa. Finta, palla da Iochisalo, ancora Vanessa in avanti, Enrico legge bene e cerca e trova Ginosa, la mette giù, protegge l'arrivo di Pati, sola contro tutte, Pati prova a partire contro Vanessa, Pati tocca per ultimo, poi prima di tutte Pepe. In avanti, ennesimo anticipo aereo di Marfil, Enrico giganteggia, lo ripetiamo, è l'unica a non aver mai riposato in panchina finora. Barca, Iochisalo, Vanessa, Barca in avanti, troppo in avanti, Torma attende il pallone. Enrico, Caballero contro Vanessa, torna dal suo capitano, alza la testa, sulla sua parallela c'è Ginosa, pressata bene da Colucci che guadagna il possesso e la rimessa, con Iochisalo sul punto di battuta, dentro Matranga e Horvat a breve nel Molfetta. Attenzione perché Vanessa passa su Caballero, Vanessa
Ancora Enrico, sola contro tutte, salva il Molfetta, poi Caballera si ferma, trova Ginosa che arriva, il break di Ginosa, Ginosa, ancora un rimpallo, occhio perché il Molfetta è scoperto, Ginosa e Caballero lottano da terra. Poi Pepe, un po' di confusione, il Molfetta non è messo bene, allora ne approfitta Vanessa con Yokisalo che cerca il secondo palo, ancora Enrico prima di tutte, poi Yokisalo, Ginosa là a terra, calcio di punizione. Dentro Siclari e Pasquale, occhio a questa punizione, 11:20 da giocare in questo primo tempo, in questo secondo tempo. Si rialza anche Cochito, che entra per Pati. Parte Pasquale, lascia il pallone a Siclari che imbuca con la palla che resta lì e poi arriva Torma che lancia lontano. Matranga prima di lei Siclari in rimessa laterale. Matranga la battuta. In avanti Matranga dove c'è solo Siclari. Brutta palla persa qui dal Molfetta. Allora Colucci contro Enrico, protegge Enrico. Spinta a terra, non c'è fallo, ma la rimessa è comunque biancorossa. Enrico sulla pressione di Vanessa, c'è Torma che le dà un linea di passaggio, Enrico in rimessa laterale. Poi arriva Horvat, viene ammonita per non aver rispettato la distanza. Pronta Vanessa. Vanessa dentro da Siclari, palla sul fondo con calcio d'angolo, deviazione. Pronta Vanessa, palla dietro, Yokisalo, Torma, gran parata. Poi Horvat in avanti, Yokisalo e Matranga a lottare. Arriva Vanessa a mettere un po' di ordine, Pepe, Yokisalo col tacco. Cochito prima di lei, cambia banda da Horvat. Enrico predica calma. Cochito in avanti, body check regolare di Yokisalo, rimessa laterale per la Lazio. Yokisalo, Vanessa, Siclari, Vanessa, ancora da Colucci che è bravo a lavorare questa palla. Siclari, Yokisalo, prova a puntare Horvat, non passa. Vanessa, Siclari, Yokisalo anticipa tutti Cochito, parte Cochito, Cochito con la punta, non riesce a calciare, poi resta a terra Cochito. Passa palla fuori. Matranga restituisce il pallone alla Lazio. 9:51, siamo entrati nell'ultimo quarto di questa sfida. Il Molfetta è avanti 1-0, decide il gol di Cochito. Vanessa in avanti, occhio a Colucci, brava ad appoggiarsi e a prendere posizione su Enrico. Arriva Horvat, determinante in fase di ripiegamento. Si è alzata Caballero dalla panchina del Molfetta.
Vanessa alla battuta. Siclari, Vanessa in buca, Torma attenta sul suo palo, poi lancia lontano. Vanessa e Coquito a contrasto, Coquito in qualche modo la mantiene in campo, Coquito calcia, Coquito deviato, calcio d'angolo. Pronta Coquito alla battuta, fuori da Horvat che controlla, finta, ancora Horvat, la grande parata su Horvat, poi Matranga in qualche modo non riesce a tenere in vita il pallone, gran parata di Pepe su Horvat. Vanessa in avanti, ancora Colucci, Matranga a contrasto, si alza un pallonetto, torna buono per Coquito, pressata in maniera regolare da Colucci, arriva anche Iokisa, lo sbraccia Coquito ma si gioca. Iokisa, fallo di Coquito, calcio di punizione per la Lazio, rischia ancora il giallo qui la boliviana. Due falli a testa in questo secondo tempo, 8,59 da giocare. Poco fa l'occasione per Victoria Horvat. Iokisa, Vanessa, Matranga prima di tutte in rimessa laterale. Iokisa, Vanessa in avanti, Matranga ancora in rimessa laterale, si resta lì, riposo per Coquito dentro Caballero. Iokisa, Vanessa, Siclari, Enrico prima di tutte. Colucci controlla non benissimo e poi scarica sul fondo. Aveva guadagnato un buono spazio per calciare subito Colucci, non ha avuto però una velocità nel controllo. Matranga cerca Caballero che per poco non passa su Siclari. Pepe, Vanessa sfrutta il corridoio laterale per imbucare su Colucci, si gira Colucci, rinvio dal fondo Torma, forse c'era fallo qui di Enrico. Fuori Matranga, dentro Gurrieri. Enrico, Horvat, Siclari, Horvat ancora, intercetta, bene da Enrico. Gurrieri contro Pasquale, prova a partire in velocità, la ferma la spagnola. Enrico, Torma, palla sotto i piedi, lancio di Torma, diventa un tiro. Pepe controlla, palla fuori. Pepe, Barca, passa su Horvat, Barca 3 contro 1, Barca, Enrico in estirata ancora. Barca da Iokisa, avanza Iokisa contro Horvat, bene Iokisa, ancora Enrico in calcio d'angolo. 7,36 da giocare. Entrambe le squadre hanno ancora a disposizione il time out in questa ripresa. A breve lo chiamerà Mister Iessi. Pronta Siclari, fuori Barca, il destro, Torma, poi la palla resta lì, il Molfetta con un po' di fortuna si salva, time out chiamato da Mister Iessi.
7 minuti 31 secondi da giocare in questa ripresa. Femminile Molfetta 1, Lazio 0. Decide Cochito. Sarà rinvio per Torma. Gurrieri, Enrico in avanti, Siclari in buca in avanti, Enrico, Pasquale lotta, vince Iochisalo il rimpallo, larga da Barca che si impegna, la mantiene in campo. Siclari, Iochisalo dietro da Siclari, Pasquale in avanti, Barca fermata da Caballero, rimessa laterale. Si alza anche Ginosa dalla panchina del Molfetta. Parte Siclari al centro, ancora Enrico in anticipo. Barca, Siclari, palla troppo alta e imprecisa per Iochisalo che non la può prendere e mantenere in campo. Fuori Horvat, dentro Cochito. Sarà rimessa per il Molfetta. Siamo negli ultimi 7 di questa partita. Torma alza il pallone per Caballero. Pepe smanaccia bene in anticipo. Poi Iochisalo, bella palla intercettata da Cochito. Si mette in proprio la boliviana, ancora Cochito. Gioca con la sua, arriva il raddoppio, la tiene Cochito in mezzo a due, prova a passare, guadagna comunque rimessa laterale. Enrico cerca imbucata per Caballero, anticipata, Torma fa suo questo pallone e va da Cochito, fermata da Pasquale, la rimessa è ancora però per la formazione pugliese. Gurrieri allo scadere dei 4 secondi va da Enrico, Caballero prova a passare, non ci riesce, Pasquale 2 contro 1 della Lazio, Iochisalo ancora l'estirata di Enrico, poi Caballero anticipa anche Torma, salva il Molfetta in questo frangente la calcettista spagnola. Principio di Camperi per Enrico che, lo ricordiamo, non è ancora uscita a riposare. Attenzione alla rimessa, Sicla rialza la testa, fuori da Barca che cerca Pasquale, fermata da Enrico in calcio d'angolo, pronta a tornare dentro anche Vanessa per la Lazio per questi ultimi 6 minuti e scampoli. Siclari scucchiaia Pasquale, Siclari fuori, problemi per Pasquale che si accascia, problemi di Campri, subito Caballero a soccorrere l'avversario, anche Enrico con i crampi. Si rialza Pasquale, rimessa laterale Molfetta, giocata su Lilla Torma che alza la testa e cerca Enrico. In avanti tocca Vanessa, prima di tutti Marianna Pepe, tiene classe 95. Iochisalo, Barca alza per Siclari, alle sue spalle Enrico che guadagna rimessa. Enrico, Torma, adesso il Molfetta si affida spesso a questi lanci, tanto stanca la formazione biancorossa, anche la Lazio però ha speso tanto. Caballero lotta da terra in qualche modo, Cochito calcia, trova una deviazione e trova un calcio d'angolo utile a far guadagnare campo, metri e qualche secondo di respiro al suo Molfetta.
Cochito alla battuta del corner, in buca per Ginosa, anticipa tutti la retroguardia della Lazio, poi cade Vanessa nel contrasto con Caballero, c'è il fallo della spagnola, punizione per la Lazio, terzo fallo Molfetta, 5-19 da giocare. Vanessa in avanti, Siclari, fermata da Enrico che mantiene in qualche modo il pallone in campo, affida a Torma che lancia col mancino. Barca, Vanessa, Cochito anticipa, da Ginosa, controlla, Ginosa, Cochito, non si trovano le due, quindi Siclari, da Iochisalo, Siclari ancora, Vanessa, Siclari, in avanti da Barca, alza la testa, chiusa da Marfil Enrico. 4:40 da giocare. Credo stia cercando la maglia del portiere di movimento mister Chilelli. Vanessa calcia alto. Torma lancia alto questo pallone, ma ancora una volta è un lancio di alleggerimento. Molfetta non riesce a tenere il controllo. Pepe da Vanessa, in avanti cerca Estrova Siclari, protegge ma inciampa sul pallone concedendo il possesso a Simona Ginosa. Enrico alza la testa, Cochito poi in avanti, Caballero aggancia ma il pallone poi varca la linea rossa. Rimessa Lazio, Pasquale alla battuta, Barca indossa la maglia rosa del portiere di movimento. Vanessa, Iochisalo, Vanessa in avanti, Enrico anticipata da Caballero, calcio d'angolo Lazio. Eccolo il cambio, c'è Barca con la maglia del portiere di movimento, la mossa di mister Daniele Chilelli. Pronta Pasquale, Vanessa, Iochisalo, Pasquale, Vanessa, Barca, Vanessa, Iochisalo, Vanessa, Iochisalo, difende 2-2 il Molfetta, Iochisalo, Siclari, si gioca, fallo di Enrico, calcio di punizione. Quarto fallo del Molfetta. Parte Siclari, Barca, Vanessa in buca, fermata da Enrico, la palla resta lì, Caballero allontana, la insegue Ginosa questa palla, Iochisalo in avanti, prova a sfruttare la superiorità la Lazio, Vanessa, chiusa da Enrico ancora, poi Cochito lotta, si torna da Iochisalo, si risistema il Molfetta, Siclari, Vanessa, Barca, fermata, Cochito anticipata, Ginosa, non c'è il portiere, Ginosa fermata da Iochisalo. 3 minuti al termine, attacca la Lazio col quinto di movimento, con Iochisalo che supera la linea del centrocampo e va da Vanessa, ancora poi Siclari, Iochisalo, Vanessa in buca, bene, Barca torna indietro, Vanessa, Iochisalo, Pasquale torna indietro, Iochisalo, Vanessa, Iochisalo, avanza lei, chiama il giro, Siclari, a spazio Pasquale, in buca, la palla resta lì, arriva Enrico, guadagna la rimessa laterale, guarda il cronometro, stremata Enrico, cronometro che dice 2:27. E sta provando tutte la Lazio, ancora Enrico, Caballero cerca di convergere da Cochito,
poi Ginosa, rimessa laterale per la Lazio. Un po' di scaramucce fra Siclari e Ginosa. Pronta Ginosa alla battuta. Enrico colpisce Iochisalo. Allora Vanessa prova a ripartire la Lazio. Iochisalo, Pasqual, fermata da Enrico, in panchina direttamente con forza Coquito. Time out Lazio, 2-0 sì da giocare. Rimessa laterale battuta. Vanessa, Siclari, Iochisalo, Siclari, Iochisalo, Siclari, chiusa da Caballero. Pronta Siclari alla battuta. Iochisalo, Vanessa, Siclari, Iochisalo, Vanessa, Siclari, Pasquale in buca, arriva Enrico che allontana in rimessa laterale. Siclari alla battuta, 100 secondi al termine. Iochisalo, Siclari, Iochisalo, Barca, Iochisalo, Barca, Vanessa, Iochisalo. Ancora il giro palla per Siclari. Iochisalo, esce Vanessa che riceve. Ancora da Iochisalo. Scambiano il pallone le due. In buca Vanessa. Arriva il pareggio di Siclari sul secondo palo. 1-1. Ha pareggiato la Lazio con Siclari appostata sul secondo palo. Nulla può Torma. 1-1. Ginosa, 1:14 da giocare, ha pareggiato Siclari. Enrico, Caballero, fermata da Iochisalo, poi Pasqual, gira da Siclari. Vanessa, Siclari, si scambiano il pallone le due. Palla in avanti, Enrico prima di tutte. Prova a partire, non ci riesce. Ultimo minuto. Pasquale, Vanessa, attacca la Lazio, Vanessa per Siclari, Torma facile, poi subito da Coquito, sola contro tutte le maglie biancocelesti, avanza Coquito, Coquito resiste, Siclari recupera un buon pallone e riparte, poi Ginosa, palla era già uscita, la rimessa della Lazio, 36 secondi, chiama il cambio e rientra Barca, la vuole vincere Chilelli. Iochisalo, quinto di movimento della Lazio che prova a vincerla negli ultimi 30 secondi. Vanessa, Iochisalo, Siclari, Iochisalo, Vanessa in buca, stavolta arriva Enrico in estirato.
Problema di crampi per Malfede Enrico dopo 39 minuti e 42 secondi in campo. Ma vuole resistere per questi ultimi 18 secondi. Non ce la fa però Enrico. Entrerà Horvat al suo posto. ...18 secondi, la Lazio con l'ultimo possesso quasi. Giocata per Jokisalo. Vuole costruirsi l'ultimo tiro. La formazione di Chilelli con Barca. Dietro, Vanessa, 10 secondi. Jokisalo, Vanessa. Jokisalo. Siclari controlla, torna indietro. Jokisalo, 3 secondi. Vanessa in buca per Pasqual che gira. Finisce al Palapoli e 1-1 fra Femminile Molfetta e Lazio. A risentirci per le avventure del grande futsal.